I presidenti degli ordini professionali interrogano la politica sul futuro delle infrastrutture di Agrigento. In Sicilia 700.000 persone ricevono l'assegno con l'approvazione della legge di bilancio, nuove misure volte al contrasto degli abusi. Le associazioni al femminile organizzano un convegno con il primario di oncologia Savarino per parlare di tumore al seno. L'Acragas torna in campo, domani affronterà il Castellammare, obiettivo mantenere saldo il posto in vetta alla classifica. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del confronto dei responsabili provinciali degli ordini professionali che rientrano all'interno delle reti delle professioni tecniche con la classe politica. È il convegno di stamani al Teatro Pirandello di Agrigento sul tema infrastrutture, quale futuro per la provincia di Agrigento e per la Sicilia centro-meridionale, un interrogativo che i responsabili della rete delle professioni tecniche di Agrigento rivolgono alle istituzioni politiche nazionali e regionali per un rilancio della Sicilia da sempre alle prese con infrastrutture carenti. Il nostro direttore Arturo Cantella ha raccolto tutte le richieste dei professionisti. Vediamo. Al via stamani il convegno organizzato dalle reti degli ordini professionali, ingegneri, architetti, agronomi, periti agrari, geologi e geometri, cui hanno aderito anche tante associazioni sia del mondo del lavoro, del volontariato, club service della nostra provincia, relativamente alle infrastrutture, quale futuro per la provincia di Agrigento e per la Sicilia centro-meridionale, e che ha visto la presenza anche del sottosegretario di Stato Giancarlo Cancelleri e dell'assessore regionale Mario Falcone. L'evento si è svolto presso il Teatro Pirandello con la presenza massiccia di sindaci, parlamentari e tanti professionisti che attendono risposte concrete per lo sviluppo del nostro comprensorio. Cosa si spera da questo momento importante che non è solo di protesta ma anche di proposta? Beh, intanto dobbiamo dire che la nostra terra ha la fortuna di possedere un patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale eccezionale e grazie alla sua felice collocazione geografica potrebbe oggi recitare autorevolmente il ruolo di polo internazionale di riferimento nel Mediterraneo, di porta d'Europa nel Mediterraneo, sia dal punto di vista culturale che da quello turistico commerciale. Solo se fosse però, solo se non fosse penalizzata da questo grave handicap, da questo grave gap infrastrutturale che noi pensavamo di ridurre utilizzando i fondi strutturali del PNRR. Oggi abbiamo preso atto che il PNRR è un fallimento, che non prevede nulla di tutto questo, non prevede nulla per infrastrutture sulla provincia di Agrigento e quindi puntando sulla operatività del governo regionale Musumeci nel campo delle infrastrutture, puntando sull'interesse sul nostro territorio del sottosegretario alle infrastrutture Cancelleri, oggi noi chiediamo a Stato e Regione un nuovo piano di investimenti finalizzati a realizzare una serie di opere per la Sicilia centro-meridionale, per esempio un aeroporto che sia raggiungibile in meno di un'ora, il collegamento della nostra terra con l'anello autostradale regionale, dotare la nostra terra dell'alta velocità su linea ferrata, potenziare i nostri porti e poi c'è la realizzazione concreta del ponte di Messina che noi riteniamo un'infrastruttura fondamentale e assolutamente strategica per richiamare altri nuovi finanziamenti per l'intero sistema infrastrutturale siciliano. Chiudo dicendo che noi sembra che stiamo chiedendo molto, ma noi chiediamo solo quello che in altre parti d'Italia è già scontato, quindi questo lo facciamo nella consapevolezza che il cittadino italiano che vive in Sicilia e in provincia di Agrigento non è un cittadino di serie B.
Intanto io credo che già il grande risultato, il più grande, sia stato raggiunto, e cioè coinvolgere il territorio, la città, non solo i liberi professionisti, ma oggi qui al Teatro Pirandello si tocca con mano l'entusiasmo, l'aspettativa, la speranza di una città che ha voluto aderire con tanti stakeholders, associazioni di categoria, club service, hanno voluto tutti stare accanto alla rete professioni tecniche, che ha voluto, come dire, gridare un grido d'allarme, lanciare un grido d'allarme alle istituzioni, alla politica, affinché si possa attivare con atti concreti e non passerelle oggi per cercare di uscire fuori da colmare questa differenza, questo gap infrastrutturale, viario, di collegamento in cui la provincia di Agrigento, la Sicilia sud-occidentale giace e subisce da moltissimo tempo. È un momento quindi di grande importanza, storico per il territorio, si vuole un po' continuare quello che è stato anche fatto iniziato dal cortello sociale il 25 gennaio 2020 con la marcia contro l'isolamento. Noi vogliamo essere in questo senso ecumenici, avere il massimo coinvolgimento e la partecipazione del territorio, perché ci rendiamo conto che questo non è solo un tema tecnico, solo per ingegneri, architetti, geologi, agronomi, periti agrari e forestali. È un tema sociale, è un tema che non può non toccare uno per uno i singoli cittadini di questa provincia, che ambiscono, vogliono, desiderano fortemente uscire fuori da questo disastro in cui ci ha relegato la politica in tanti decenni. Noi siamo convinti che verranno assunti impegni concreti per il territorio, non si faranno passerelle, non ci sono occasioni, non sarà dato spazio a nessuno di fare autoreferenzialità. Lo spazio è solo per i fatti concreti. E infatti noi chiederemo ai nostri interlocutori di capire come risolvere uno dei problemi secondo noi più gravi, quello della incapacità a progettare. È evidente che non siamo riusciti a farlo in passato e non siamo ancora, come enti pubblici, enti locali, enti territoriali, di produrre una progettazione adeguata che poi potesse attingere fondi comunitari e a portare a compimento le opere che in tutte le altre nazioni, territori, a cominciare dal nord Italia, riescono a fare compiutamente, progredendo sensibilmente sotto il profilo economico e anche turistico. Poi parlare di turismo ad Agrigento è veramente ovvio, le nostre ricchezze paesaggistiche, turistiche, culturali, monumentali ci rendono famosi in tutto il mondo. Dobbiamo semplicemente cominciare con una cosa anche semplice, un aeroporto, che è una cosa che sembra così difficile, ma già dal punto di vista economico è veramente poco impegnativa. Certo c'è poi la gestione, ma rispetto a grandi autostrade, a grandi ferrovie o anche al ponte di Messina, che noi abbiamo voluto rilanciare come idea, come dire, principale, perché ci rendiamo conto che una Sicilia che conta 6 milioni di abitanti non può non essere collegata col resto del continente per poter ambire alla rete alta velocità ferroviaria, stradale e a tutto quello che è uno sviluppo come tutti gli altri paesi d'Italia e dell'Europa stesso, tenendo conto che Agrigento, la parte sud-occidentale della provincia in particolare, è una bellissima porta d'ingresso, potrebbe essere una bellissima porta d'ingresso dell'Europa per il Mediterraneo, intercettare tutto il flusso possibile. Oggi è il punto di partenza, di inizio per arrivare sicuramente a qualcosa di concreto per la nostra provincia. Non stiamo chiedendo null'altro che in ogni parte del mondo già non ci sia e riguarda soprattutto quella che è la nostra economia e il tessuto sociale. Per esempio nel settore primario l'agroalimentare è molto penalizzato dalla situazione di non avere delle infrastrutture che siano adeguate. Questo colpisce le aziende agricole, ma colpisce tutto l'indotto, le attività anche extraagricole, la salvicoltura, la fruizione del territorio, il trasporto anche delle nostre materie prime di eccellenza che non riescono ad arrivare adeguatamente in altri mercati. Quindi le infrastrutture riteniamo siano essenziali per la nostra economia, per la nostra crescita del territorio, per la società futura. Questo convegno è stato voluto fortemente dalla rete delle professioni. Infatti pensiamo che possa essere un rilancio socio-economico per sviluppare quello che sono le potenzialità del nostro territorio, un territorio che ne ha tanto di bisogno, visto la carenza delle infrastrutture, ci riferiamo ai ponti, alle strade, ai porti non adeguati. Quindi il nostro convegno oggi penso che possa servire a spronare le autorità competenti nel far sì che si possano finalmente attivare a prendere questi finanziamenti per sviluppare questo territorio che ne ha tanto di bisogno. Oggi anche la presenza di personalità
di altre associazioni politiche. Ecco, voi avete voluto estendere anche, diciamo, la protesta unendo tante realtà locali, agrigentine e provinciali, ma anche regionali. Certamente noi abbiamo coinvolto tutte le associazioni, tutte le forze politiche, perché è importante che tutte le forze politiche si impegnano a far sì che possano organizzarsi per, come ho detto poco fa, prendere finanziamenti, sviluppare il territorio, perché tutti assieme, secondo noi, riusciranno ad ottenere l'obiettivo che noi tutti ci prefissiamo. Oggi con questo convegno vogliamo rilanciare di trovare nuove risorse per il PNRR, per la nostra provincia di Agrigento, e quindi per cercare di parlare di aeroporto, di porti, viabilità gommata, viabilità veloce, e cercare di trovare come risorse per il PNRR, visto che non c'è nulla, di trovare nuove risorse e parlare anche di viabilità veloce, che è importante anche del ponte di Messina, e far sì che il ponte di Messina, rilanciando il ponte di Messina, che è l'anello mancante del nostro territorio. Io come rappresentante dei geologi della provincia di Agrigento ribadisco anche la necessità di mandare più fondi per contrastare le variazioni climatiche, le conseguenze delle variazioni climatiche a cui fa capo il dissesto idrogeologico. Sono notizie di questi giorni in cui il ciclone soprannominato Apollo ha creato gravi disagi, danni e anche morti sia a Catania l'altro ieri e ieri a Siracusa. Quindi non bisogna più perdere tempo, perché è importante salvaguardare il nostro territorio. I geologi sono proprio deputati a fare questo. Ricordo che su 390 comuni siciliani soltanto si possono contare sulle dita della mano. Sono pochissimi comuni che in pianta organica hanno il geologo, quindi bisogna, secondo me, sfruttare l'occasione di far sì che i geologi facciano parte delle piante organiche per vigilare sul territorio che, ahimè, nella nostra provincia, in tutta la Sicilia, è molto martoriato. Credo che sia la prima volta che insieme le professioni responsabili, i rappresentanti delle professioni tecniche dialogano tra di loro in una visione che io credo che sia assolutamente positiva, che è quella per dare veramente un contributo a questo territorio che ha un grande bisogno di rilancio e di rinascita, soprattutto sul versante delle opere pubbliche, che, vista anche la situazione attuale, l'attualità di quello che sta accadendo in un'altra parte della Sicilia, dovrebbe riguardare prioritariamente la messa in sicurezza del territorio, oltre che ovviamente le infrastrutture viarie, aeroportuali, portuali e ferroviarie, di cui continuiamo a parlare e che rappresentano sicuramente lo strumento per mettere questo territorio in contatto ravvicinato, io dico, con il mondo. E adesso le risposte del mondo politico. Vediamo. Se parliamo di capacità progettuali, l'esempio dei soldi che abbiamo appena perduto sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto riguarda i 33 progetti bocciati in agricoltura già dice lunga sul fatto che ci sono, diciamo, dei problemi molto seri. Però dobbiamo superarli. Adesso c'è una grande lamentela su alcuni territori che dicono che non ci sono progetti per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In parte è vero, in parte non lo è. Innanzitutto ci sono tantissimi interventi che si stanno facendo in Sicilia. La Sicilia, pensate che ha portato a casa oltre 15 miliardi di euro, sono quasi 16 miliardi di euro in infrastrutture spese. Sono una montagna di soldi impressionante che devono essere spesi, però dobbiamo essere anche all'altezza di essere delle buone stazioni appaltanti per mettere a terra entro il 2026 tutti questi progetti e renderli fruibili per tutti i cittadini. Dopodiché non solo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dobbiamo vivere. Noi ad esempio abbiamo portato col
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili avanti il progetto ad esempio della tangenziale di Agrigento, il progetto di fattibilità tecnico-economico, il primo lotto, la Castelvetrano-Sciacca, siamo anche lì, abbiamo già finanziato con 5 milioni di euro il progetto di fattibilità tecnico-economica e lo stiamo cominciando a redigere. Si stanno facendo degli interventi molto importanti per quanto riguarda anche la chiusura dell'anello ferroviario. Ecco, c'è una montagna di questioni che però purtroppo ci stanno vedendo partire soltanto adesso. Allora la domanda è una: ma noi non abbiamo partecipato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto riguarda alcune questioni, che, ad esempio della provincia di Agrigento, perché? E la risposta è solo una: perché non ci sono stati mai progetti. Allora negli ultimi 20 anni, quando io ho sentito i proclami da parte della classe politica che come dire, chiedevano a gran voce che ci fossero degli interventi infrastrutturali in questa provincia, perché conseguentemente non si sono cominciati a costruire i progetti? Questo è il tema e noi arriviamo oggi con delle pagine bianche che non hanno nulla di scritto. Bene, trovare il responsabile è uno sport che poco mi appassiona, però perché non produce nulla, dobbiamo cominciare invece a produrre appunto questi progetti. Oggi io chiederò alla rete delle professioni tecniche di cominciare a dare una mano, e so che loro già lo fanno da tempo, ma essere ancora più presenti perché per la nostra regione ci sia una qualità professionale e tecnica che loro certamente hanno e possono mettere a disposizione per riuscire a superare questi gap. Coscienti del fatto che non possiamo certamente recuperare il tempo perso, ma possiamo cominciare un percorso innovativo e nuovo che ci possa portare nei prossimi anni ad avere finalmente progetti che siano finanziabili. In fondo si chiedono cose che le altre regioni, le altre città, le altre province hanno. Noi siamo proprio ultimi in tutti i sensi, onorevole. Ma non c'è dubbio che le richieste sono legittime, sacrosante, e noi dobbiamo assolutamente dare seguito. Tante di queste richieste sono oggi già sui tavoli del Ministero, la Castelvetrano-Gela di cui vi parlavo poc'anzi, sia quella ferroviaria che quella stradale che sta cominciando a muovere i primi passi. Poi ovviamente ci sono delle altre richieste che hanno bisogno di pareri e di autorizzazioni. Ho letto qualche tempo fa alcune richieste sull'aeroporto, come lo chiede la provincia di Agrigento, lo chiede la provincia di Messina, lo chiede la provincia di Caltanissetta e quella di Enna. Insomma, c'è chiaramente una voglia, una speranza di avere delle infrastrutture sempre maggiori che possano fare riscoprire questi territori e li possano rilanciare, creando anche delle opportunità lavorative. Assessore, un momento importante oggi che gli ordini si riuniscono per rivendicare le infrastrutture in un territorio purtroppo marginale come Agrigento. Ma mi pare che sia una richiesta legittima, assolutamente attuale. Il tema è chiaramente complesso ma altrettanto entusiasmante. La Sicilia sconta un gap infrastrutturale noto a tutti. Da un lato abbiamo il problema della vastità della nostra terra, che è la regione più grande d'Italia, dall'altro lato però abbiamo un percorso inverso rispetto agli anni precedenti. Le infrastrutture partono in Sicilia, finalmente dopo il 2008 sono partite le grandi opere. Ricordiamo l'ultima grande opera del 2008 fu quella dell'Agrigento-Caltanissetta, il cui cantiere è ancora in corso, ma speriamo entro i prossimi 18 mesi di poterla completare. Però oggi stiamo guardando invece proprio per Agrigento a tutta un'opera infrastrutturale. Il collegamento significa il collegamento che va verso la città di Licata e quindi di Gela, verso questa il sud-est, e verso il sud-ovest invece a Castelvetrano. Con l'ANAS abbiamo stipulato un accordo per cui dovrebbero completare uno studio di fattibilità per quanto riguarda il raddoppio stradale e quindi una sezione B quasi quale autostrada. In più vorrei ricordare che stiamo lavorando con RFI per quanto riguarda invece l'Agrigento-Palermo, la riclassificazione, la sistemazione, l'ammodernamento della tratta ferroviaria che oggi è molto utilizzata per consentire addirittura che due stazioni quali Fontanelle da un lato e San Michele dall'altro lato siano restituiti alla fruizione pubblica degli agrigentini e non solo. Consideriamo che questo è uno dei servizi più importanti. Ecco, cosa si ci aspetta da questo convegno? Insomma, Agrigento ha bisogno di tantissime infrastrutture, siamo forse uno dei pochi capoluoghi di provincia totalmente abbandonati. Guardi, per quanto riguarda il piano, effettivamente tutti i fondi sono quasi per intero destinati alle strade dell'ANAS e alle ferrovie con RFI.
Tuttavia vi è una fitta programmazione di opere sulle strade provinciali, ma anche sulle strutture comunali che sono finanziati con fondi europei. Certo non può bastare questa programmazione, si rischia di perdere la fetta più grossa. Tuttavia sono scelte che ha fatto il governo e non so, governo nazionale dico, e non so fino a che punto sono rivedibili. Blue Sea Land 2021, intervista al direttore generale del Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione Siciliana Alberto Pulizzi e al direttore Alfonso Milano. Il nostro direttore Arturo Cantella. Continua con successo l'iniziativa organizzata dalla Regione Siciliana a Mazara del Vallo, Blue Sea Land, con tante iniziative, convegni, confronti su tematiche che riguardano il mondo della pesca, mirati anche al recupero della cultura marinara. A Mazara del Vallo si candida infatti come protagonista simbolico della capitale della pesca mediterranea. Tra le aree espositive quella del Dipartimento Pesca, ubicata in centro di Mazara, dove si dibatte e si discute anche di alimentazione sana e mare pulito. Si parlerà di tutto ciò che interessa la pesca della Regione Sicilia a 360 gradi, dalla gestione delle marinerie all'acquacoltura, alla trasformazione del prodotto, all'innovazione tecnologica, al miglioramento delle imbarcazioni, alla parte ecologica e soprattutto ci occuperemo di sostenibilità e intendiamo per sostenibilità una sostenibilità non solo ecologica ma anche economica. Purtroppo si parla sempre di sostenibilità e si dimenticano che la parte ecologica non può dimenticare la parte economica, diversamente non regge il sistema. Ci occuperemo anche di tutta una serie di gestione, di lavorazione del prodotto, perché per dare valore al pesce povero che noi invece abbiamo in abbondanza dobbiamo fare in modo che sia valorizzato. Non possiamo avere solo il pesce spada, il gamberone e il tonno, ma abbiamo bisogno anche di valorizzare il pesce povero. Avremo tanti cookie show che ci permetteranno di lavorare in questa direzione. Ci occuperemo, perché tra gli obiettivi anche della legge 9 del 2019, che è una legge importantissima di cui si è dotata la Regione, di valorizzazione delle marinerie, dei borghi marinari, che per noi sono un connubio tra sviluppo economico sia dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista commerciale. Le piccole marinerie vivono principalmente di piccole imbarcazioni. Come la pescaturismo ad esempio. Anche la pescaturismo, questo è un sistema molto più ampio, perché riusciamo a dare forza a chi in realtà sta pescando e nello stesso tempo a chi vuole utilizzare la storia e la cultura delle proprie marinerie. Dipartimento Pesca in seno al Blue Sea Land organizza e approfitta anche della presenza del più variegato mondo della pesca, dell'acquacoltura e di tutto ciò che è indotto, per far sistema e parlare di tutto ciò che potrebbe essere affrontato in questi ultimi anni, per mettere intanto una controinformazione, terminare una controinformazione a quello che è il settore della pesca, che spesso direi avvelenato da tutta una serie di false informazioni o deformazione dell'informazione. Quindi informare per bene il consumatore con l'aiuto della ricerca, con l'aiuto delle imprese, con l'aiuto delle istituzioni, affinché ci sia veramente un controaltare a quello che spesso sono delle informazioni che tendono più a far sensazionalismo nei riguardi del consumatore, perché comunque è un argomento molto seguito dall'utenza, e appunto per questo mettere l'utenza in condizioni di poter scegliere con una giusta informazione. A Blue Sea Land anche aree espositive dedicate allo show cooking, momenti classici della manifestazione dove gli intervenuti accostano ai profumi e ai sapori della cucina tradizionale dei territori e che vede la partecipazione anche di chef e istituti scolastici del posto cimentarsi nella preparazione del piatto della tradizione marinara locale che viene offerto in degustazione agli intervenuti. La nuova Blue Sea Land, ecco, cos'è che state facendo, cosa possiamo gustare? Stiamo preparando un piatto dove utilizzeremo come tipologia di pesce la ricciola
in una modalità diciamo un po' innovativa per quanto riguarda l'abbinamento dei sapori. E infatti utilizzeremo la codognata, un aceto balsamico siciliano, una crema di zucca e una cottura diciamo molto leggera del pesce. Un settore importante anche questo, insomma, incrementare i gusti enogastronomici. Certo, sono sempre in continua evoluzione, quindi un po' i sapori ricordano quello magari del tonno in agrodolce o i piatti della tradizione, però cambia un po' diciamo la veste. Questa è la mia prima esperienza in questo festival che non conoscevo a dire la verità, ma che pian piano sto scoprendo di essere un festival organizzato molto bene, anche molto bello anche per chi come me non conosce molto di questo settore, per conoscere anche in diversi ambiti della tutela della pesca, ma anche della cucina, di come poi si andranno a cucinare ciò che si pesca. Cosa stai preparando? Per ora sto riscaldando una crema di qualeddo o cavolicelli, che poi andrà messa nel piatto in un assemblamento che vedremo tra qualche istante. Un bel consiglio anche per i giovani a seguire il tuo esempio? Sì, anch'io sono molto giovane, quindi molti consigli non sono in grado di darli, però soltanto credere in se stessi e sempre con i piedi per terra soprattutto, perché anche dalle cose un po' più sciocche si può imparare sempre. Il mese di ottobre è tradizionalmente legato alla prevenzione del tumore al seno. Ad Agrigento diverse associazioni femminili impegnate nel territorio hanno organizzato un convegno al Circolo Empedocleo con la presenza del primario di oncologia Antonio Savarino. Il nostro direttore Arturo Cantella. La Breast Unit, modello organizzativo indispensabile per la cura del tumore alla mammella, e questo è il tema del convegno che ha visto ieri discutere presso la sala del Circolo Empedocleo di Agrigento le componenti delle 4 associazioni femminili che hanno organizzato l'evento, la Fidapa, il Soroptimis, l'Ande e il Maria Cristina di Savoia, insieme al dottor Antonio Savarino, direttore del presidio oncologia medica dell'ospedale San Giovanni di Dio e coordinatore della Breast Unit agrigentina. L'evento organizzato nel mese di ottobre è quello proprio dedicato alla prevenzione dei tumori. Hanno portato il loro saluto anche il sindaco della città Francesco Miccichè e l'assessore del comune di Agrigento al ramo Roberta Lala. Soddisfatti dell'iniziativa intrapresa, le presidenti delle associazioni Marina Arnone per Maria Cristina di Savoia, Margherita Trupiano per il Soroptimis di Agrigento, Carola De Paoli per l'associazione Donne Elettrici Ande e Carmelina Guarneri della Fidapa, certi in un proseguo unitario delle attività di collaborazione che saranno intraprese per il prossimo futuro tra i vari club service di Agrigento. Sì, siamo delle associazioni prettamente femminili e quindi, visto che il mese di ottobre è il mese dedicato alla prevenzione nella lotta contro il tumore, allora abbiamo pensato di organizzare questo incontro chiamando il dottore Savarino per poter portare a conoscenza, perché già si sa, per poter sottolineare quanto importante sia la prevenzione nell'ambito della vita di una donna, ecco. Sì, siamo qua, come diceva la Presidente della Fidapa, proprio per sottolineare l'importanza della prevenzione e di lanciare questo messaggio in modo più forte e deciso a tutte le donne, noi che appunto siamo rappresentanti di associazioni femminili. Anche il Soroptimist ringrazia la Fidapa per aver organizzato questo momento, stiamo partecipando a questa riflessione importante su un tema di grandissima attualità, ma è un momento anche per conoscere le eccellenze che operano sul nostro territorio, quali le Breast Units. Come hanno detto le amiche presidenti delle altre associazioni, io rappresento il convegno Maria Cristina di Savoia, che è stato istituito ad Agrigento nel 64, ha una sua storia e diciamo il convegno, la riunione di donne più antica, più storica della città. E oggi confermiamo che la presenza di oncologi validi nella nostra provincia e quindi nella regione Sicilia ci permettono di non fare i viaggi della speranza e che da tempo purtroppo accompagnano il popolo siciliano e meridionale. Oggi parleremo della Breast Unit. Cos'è la Breast Unit? È un centro di senologia di eccellenza
fatto di tanti specialisti, tutti di specialità differenti, ma accomunati da una particolare esperienza nella gestione del cancro della mammella. Gestione che inizia già dallo screening, dalla diagnosi precoce, dal trattamento chirurgico al trattamento oncologico, al trattamento radioterapico, al trattamento psicologico. Vede, il tumore della mammella è la malattia più frequente in assoluto come malattia oncologica nella donna e quando una donna riceve la comunicazione di essere affetta da un tumore della mammella si sente sconvolta e questo sconvolgimento della sua vita riguarda non solo la dimensione personale ma anche la dimensione familiare, la dimensione lavorativa, la dimensione sociale e quindi è chiaro che riuscire a far capire alle donne quanto importante sia intanto ricevere una diagnosi precoce che ti consente di guarire nella stragrande maggioranza dei casi, ma principalmente di essere gestita non da un solo medico, perché un solo medico non può essere il depositario di un sapere che riguarda specialità differenti, ma da un gruppo di medici specialisti diversi che si occupano dei tumori della mammella e che si riuniscono a discutere ogni singolo caso per tracciare un percorso di diagnosi e di terapia che è il percorso migliore possibile. Questa è la Breast Unit. Di promuovere quella che è la cultura della prevenzione, anche se avrei un appunto da fare, l'appunto di suggerire alla Regione di abbassare l'età per lo screening gratuito, perché dai 55 ai 60 anni è già un'età evoluta. Direi che sarebbe corretto abbassare e fare lo screening gratuito anche alle donne a partire dai 40 anni, perché anche le giovani donne e soprattutto le giovani donne purtroppo possono incorrere queste forme di malattia. La Guardia di Finanza di Trapani ha sequestrato beni aziendali per 300.000 euro a Vincenzo La Cascia, 73 anni, indicato come esponente di spicco della famiglia mafiosa di Campobello di Mazzara e coinvolto nel maggio 2018 nell'operazione Anno Zero coordinata dalla Procura distrettuale di Palermo. Il ruolo di campiere ricoperto in passato dalla Cascia per conto della famiglia Messina Denaro a Castelvetrano e i contatti che lo stesso La Cascia avrebbe intrattenuto con il boss Matteo inducono le fiamme gialle ai magistrati a ritenere che Vincenzo La Cascia sia parte della ristretta cerchia degli uomini di fiducia del superlatitante. Lui per un certo periodo si sarebbe anche adoperato per diramare ai membri della consorteria mafiosa gli ordini impartiti dal capomafia. Reddito di cittadinanza in Sicilia, 700.000 persone ricevono l'assegno, ma adesso con la legge di bilancio appena varata dal governo Draghi, più controlli e progressiva riduzione dopo non aver accettato 2 lavori. Il premier Draghi ha spiegato in conferenza stampa: condivido il principio del reddito di cittadinanza, ma bisogna che abbia un'applicazione che sia esente da abusi e non sia di intralcio al funzionamento del mercato del lavoro. I dettagli nel servizio. Il disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri contiene una serie di norme che rendono più stringenti le condizioni per ottenere e mantenere il reddito di cittadinanza. Del resto il governo Draghi con questo strumento non è mai stato tenero. Condivido il principio del reddito di cittadinanza, ma bisogna che abbia un'applicazione che si estende da abusi e non sia da intralcio al funzionamento del mercato del lavoro, ha spiegato il Presidente del Consiglio Mario Draghi, presentando le nuove regole della misura. È chiaro che il sistema precedente non ha funzionato, è stato un disincentivo al funzionamento del mercato del lavoro, almeno in bianco, non in nero. Il Premier ha anche garantito che d'ora in poi i controlli saranno diversi e molto più precisi. La misura è stata rifinanziata ma con delle novità dunque, ad esempio c'è una stretta sui controlli e viene introdotto un meccanismo per favorire la ricerca di un nuovo lavoro da parte di chi percepisce l'agevolazione. Inoltre non si avrà più diritto ai soldi dopo il rifiuto di 2 offerte di lavoro e dopo un semestre. Per gli occupabili il sostegno subirà un taglio di 5 euro al mese.
Il taglio non riguarda però i nuclei familiari con bimbi sotto i 3 anni o con disabili gravi o non autosufficienti, né per chi riceve meno di 300 euro. Prevista anche una stretta sui controlli e sui reati che impediscono di accedere alla misura. Obiettivi di adesso: ridurre gli abusi, rafforzando i controlli e prosciugando il bacino dei beneficiari occupabili che prendono il sussidio pur sottraendosi alle attività lavorative. In questo modo il governo tenta di fermare la continua espansione dei titolari del sussidio, che anche in conseguenza della crisi pandemica sono stati nel 2021 circa 1,7 milioni di famiglie. Hanno preso il sussidio per almeno un mese, per un totale di 3,8 milioni di beneficiari, il che ha fatto salire la spesa a quasi 9 miliardi l'anno. In Sicilia 700.000 persone ricevono l'assegno. È un pacchetto che vale 2 punti percentuali di prodotto interno lordo. Come si legge sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si tratta di una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale e di un sostegno economico a integrazione dei redditi familiari. Tale misura è però sostanzialmente un patto che viene stipulato tra lo Stato e il disoccupato. Lo Stato mette a disposizione della persona senza lavoro degli aiuti economici in cambio della sua partecipazione a un processo di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo appunto un patto per il lavoro o un patto per l'inclusione sociale. La misura è entrata in vigore dal 6 marzo 2019, come stabilito dal DL 4 2019. Chi fa richiesta del reddito di cittadinanza è obbligato a seguire un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione sociale. Fa clamore il no al vaccino da parte di un sacerdote impegnato nella parrocchia di San Gioacchino a Partinico in provincia di Palermo, Don Francesco Amante, che non intende vaccinarsi, garantendo comunque sicurezza ai fedeli tramite il tampone ogni 48 ore. Il prete afferma: rispetto a quello che dicono il Papa e l'Arcivescovo di Monreale, ma io resto della mia idea e non mi vaccino. Novax? Io non appartengo a nessuna categoria, le ragioni di non vaccinarmi sono solo mie e basta. Non devo giustificarmi con nessuno che non siano le persone a me più care e più vicine. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Gli operatori ecologici sono al lavoro ad Agrigento anche durante 2 giorni di festività legati alla commemorazione di Ognissanti e dei defunti. Le imprese di sede SEA garantiranno infatti il servizio come ogni anno nelle giornate di lunedì e martedì prossimo 1 e 2 novembre, in modo da evitare che la spazzatura si accumuli nei mastelli e nelle abitazioni dei cittadini. Dunque ad Agrigento lunedì si raccoglierà l'umido e martedì la plastica. Natura e cultura per il futuro dei Nebrodi, intesa tra parco e Fiumara d'Arte. I dettagli nel servizio. La Fiumara d'Arte voluta dal mecenate Antonio Presti sigla un accordo d'intesa con l'ente Parco dei Nebrodi. Dopo 40 anni dalla sua fondazione, il Parco d'Arte Contemporanea a cielo aperto più esteso d'Europa e l'area naturalistica più grande della Sicilia si arricchiscono insieme di un valore aggiunto che pone le basi per una crescita comune. Una politica della bellezza che trova nella condivisione della bellezza il suo senso. Quando si parla di conoscenza e di consegna di conoscenza si restituisce ai territori sempre quella parola futuro che trova nella bellezza il suo senso. Oggi io sono felice di condividere questo percorso anche di iniziazione alla bellezza, perché dopo 40 anni finalmente istituzionalizziamo insieme con il parco l'identità e la presenza di questo grande parco d'arte contemporanea che è la Fiumara d'Arte, e oggi con questo protocollo, che non è un protocollo ma è un percorso, è un inizio anche di restituzione, di rigenerazione non solo del territorio ma della bellezza dell'arte, della conoscenza, della cultura. Ecco, questo percorso trova sempre la parola futuro nel valore della conoscenza. Quando si parla di conoscenza è la manifestazione della bellezza. La Sicilia, soprattutto per le nuove generazioni, ha necessità di educare alla bellezza le nuove generazioni, e per questo il mio impegno futuro, prossimo, sarà per la comunità di Mistretta, dove anche nella splendida valle delle Cascate, insieme alla stanza di Barcadoro, rigenereremo un grande valore di condivisione dalla comunità di Mistretta al Parco dei Nebrodi. Ecco, tutte queste relazioni e anche queste connessioni sicuramente possono contribuire
per quello che posso fare io in nome dell'arte, della cultura, a innestare una visione contemporanea a un parco che non è soltanto ambientale di natura, ma è un parco fatto di persone. Ecco, mi riferisco a tutte le comunità del parco, ecco, che con la loro testimonianza e la loro presenza, e soprattutto ai giovani che non devono abbandonare i territori, ci vuole un controesodo culturale, c'è un potere che dice alle nuove generazioni di andare via, ci può essere un altro potere in nome di un controesodo culturale di rigenerare una visione di innesto, di bellezza, soprattutto in questo momento di questi piccoli borghi che stanno soffrendo, ecco, per il mancamento di quella parola futuro. È stato un percorso, diciamo, nato qualche mese fa. Questo significa che il parco vuole far conoscere non solo le nostre bellezze naturalistiche, ma anche vuole sposare il progetto Antonio Presti Fiumara d'Arte con la cultura e tutto quello che rappresenta Antonio nel mondo. Per noi riprendere l'iniziativa delle scuole è molto importante, è necessario perché dobbiamo far conoscere ai nostri ragazzi il nostro territorio. Il territorio, come dicevo prima, non solo quello naturalistico, ma anche personaggi come Antonio Presti, che con la bellezza ha fatto conoscere le nostre zone, il nostro territorio, la nostra Sicilia in tutto il mondo. Quindi per noi siamo onorati di aver firmato questo protocollo ed è un punto di partenza, perché ne avremo tanto lavoro da fare, perché chi mi conosce sa benissimo che non rimarrà solamente una firma posta in un pezzo di carta, ma da ora in poi, ahimè, per l'amico Antonio Presti saranno guai, perché sarò sempre sul suo collo a cercare di fare qualcosa di promozione per il territorio. Calcio, dopo la vittoria netta nel derby contro il Casteltermini, l'Akragas torna in campo domani per affrontare il Castellammare, una delle squadre rivelazione di questo campionato, con l'obiettivo di confermarsi in vetta alla classifica del girone A di eccellenza. Il servizio di Carmelo Lentini, che traccia una panoramica sulle ultime novità del campionato di eccellenza e promozione. Vediamo. Ogni turno di campionato riserva scontri di un certo livello agonistico per la conquista dell'alta classifica. Basta guardare le gare in programma questa domenica 31 ottobre per rendersi conto come si è entrati nel vivo del torneo. Ne citiamo alcuni: Pro Favara Canicattì, Don Carlo Misilmeri Mazzarese, Castellammare Akragas e Mazzara Nissa. Tutte gare dall'esito incerto, il cui risultato finale assegnerà punti importanti. A Castellammare l'Akragas cerca continuità nei risultati per dare concretezza alla propria classifica. I ragazzi di Giuseppe Anastasi, visti contro il Casteltermini, hanno fatto vedere delle migliorie nel gioco corale e nei vari reparti, grazie anche agli ultimi inserimenti di calciomercato. Questa partita verrà arbitrata da Fabio Caruso di Palermo. Il Casteltermini ospita sul proprio campo un'altra big del campionato, l'Enna, che proprio lo scorso mercoledì, nel recupero di Marineo, ha superato la squadra locale per 0-2. Occorre una prova d'orgoglio dei ragazzi di Pino La Bianca per sovvertire i pronostici. La gara è stata affidata ad Alessandro Angelo di Marsala. Altro scontro che si prospetta cruento è quello tra Don Carlo Misilmeri e Mazzarese. Difficile fare un pronostico, anche se i più ipotizzano la spartizione dei punti, che non serve a nessuna delle due contendenti. Dirigerà Francesco Comito di Messina. Poi c'è Mazzara Nissa, entrambe alla ricerca di un successo per risalire la china. Sulla carta il Mazzara non è più la squadra di inizio torneo, ma talvolta l'orgoglio dei singoli può fare la differenza. Nissa al varco, che in contropiede sa fare molto male. Gara affidata ad Angelo Davide Lotito di Cremona. L'Unità Sciacca invece è ospite del Monreale e l'obiettivo è la vittoria. Non ci sarà Peppe Sant'Angelo squalificato, sarà Pier Paolo Longo di Catania a dirigere questa gara. Infine il derbissimo Pro Favara Canicattì. Lo stadio Giovanni Brucoleri è pronto al sold out, caso anche perché si tratta di una gara molto sentita e i punti in palio sono molto pesanti. E non è un caso che l'arbitro designato arrivi da Iesi, si tratta di Leonardo Vai. Ma vediamo il quadro completo delle gare che si disputeranno in questo weekend.
Cus Palermo-Parmoval si gioca questo sabato, poi ci sarà Castellammare-Akragas, Casteltermini-Enna, Dolce Onorio Marsala, Oratorio Marineo, Monreale Unitas Sciacca, Profavara Canicattì, Don Carlo Misilmeri Mazzarese e infine Mazzara Nissa. Quasi tutte le gare inizieranno alle 14:30, fatta eccezione per qualche gara come quella del Cus Palermo-Parmoval che si gioca questo sabato. Eccoci con Beppe Gambino, il capitano, e Rosario Costantino. L'Akragas domenica prossima affronterà in trasferta il Castellammare. Beppe Gambino, quali potrebbero essere le insidie, le difficoltà di questa partita? Intanto dire che è una partita difficile, penso lo sappiamo tutti perché saranno tutte difficili. Noi dobbiamo semplicemente continuare con questa mentalità perché stiamo crescendo, ancora ci sono dei grossi margini, però la mentalità che mettiamo quando si entra in campo fin dal primo minuto è quella giusta, bisogna lavorare su quello secondo me perché comunque le qualità ce l'abbiamo, siamo una grande squadra, abbiamo ricambi, chi entra, chi gioca, chi non gioca, comunque tutti danno il massimo. Dobbiamo semplicemente continuare a lavorare su questo aspetto mentale e affrontare ogni partita come quelle che abbiamo affrontato nelle ultime settimane per poter raggiungere sempre il massimo che sono sempre i 3 punti. Parliamo dell'avversario Castellammare che sta facendo molto bene. Sta facendo bene, ha degli ottimi giocatori, però ripeto bisogna sempre lavorare su noi stessi perché quando giochiamo in casa, quando andiamo fuori casa, se ripeto ancora una volta, se entriamo sempre con la mentalità giusta, penso che poi vengono fuori le nostre qualità e dobbiamo avere sempre un unico obiettivo che è la vittoria e ce la dobbiamo avere tutti assieme. I 3 punti, Peppe, sono fondamentali per rimanere in vetta al campionato? Assolutamente, perché ora siamo là sopra e semplicemente dobbiamo guardare avanti e non indietro. Bisogna guardare avanti, lottare minuto dopo minuto e cercare di poter vincere più partite possibile perché, ripeto ancora una volta, l'obiettivo è quello e lo dobbiamo guardare tutti assieme. Rosario Costantino, come arrivate a questa sfida importante per la classifica, soprattutto per l'Akragas? Sicuramente arriviamo con entusiasmo perché comunque diciamo che i risultati sono favorevoli per noi in questo momento e dobbiamo continuare con questo spirito, questo sacrificio, questa voglia, questo entusiasmo, sperando di fare la nostra gara. Giustamente non sottovalutiamo nessuno, perché comunque guardiamo sì la classifica, però giochiamo con la prima, giochiamo con l'ultima, noi dobbiamo guardare il nostro e non sbagliare mai atteggiamento. Quanto è importante per voi aver raggiunto il primo posto della classifica? È importante perché dà morale, lo spogliatoio diciamo che vive le settimane serenamente, comunque scendi in campo, le squadre tra virgolette ti temono e te la vai a giocare sempre a viso aperto con tutti. Contro il Castellammare che gara ti aspetti, Rosario? Sicuramente è una gara difficile perché comunque loro hanno una buona posizione in classifica, e diciamo che giocano un buon calcio per le voci che comunque arrivano e niente, non dobbiamo sottovalutare, come ha detto prima nessuno, fare il nostro, guardare il nostro, giustamente con umiltà, diciamo non sottovalutare mai l'avversario. Dopo gli ultimi arrivi, gli ultimi ingaggi in casa Akragas, adesso la squadra è altamente competitiva. Assolutamente, negli allenamenti c'è tanta qualità, giustamente ogni settimana ti devi guadagnare il posto, conquistare il posto perché adesso siamo tanti in rosa, ma è meglio perché quando c'è competizione significa che la squadra ha una rosa importante. Per quanto riguarda le altre categorie, si ferma il campionato di promozione Girone A e si riprenderà il 14 di novembre. Alla ripresa il Camarat sarà ospite del Castelbuono, mentre il Rafadale sarà impegnato a Castelvetrano contro la Folgore. Anche in prima categoria, Girone B, si ferma tutto e si riprende domenica 14 novembre. Si riprenderà con le Agrigentine impegnate, Empedoclina Atletico Favara in un derby tutto da vedere, il Ravanusa che ospita l'Aspra e il Gemini che si giocherà sul campo della Sommatinese. In seconda categoria si adotta lo stesso metro, stop al campionato e ripresa il 14 novembre. Per questa data in campo le Agrigentine. Il Virtus Favara si sarà impegnata a Mazzarino, Campobello Muxar anche in questo caso un derby dall'esito incerto. Invece si gioca regolarmente nel girone agrigentino di terza categoria con i seguenti incontri: Bivona Aragona, Burgio Soccer Licata, Cianciana Sciacca, Gattopardo Atena, Montallegro Ribera, Real Licata, Real Canicattì.
E stanotte si passa dall'ora legale all'ora solare. Le lancette dell'orologio dovranno essere tirate indietro di 60 minuti. Alle 3 di notte saranno le 2 di notte. Si guadagnerà così un'ora in più di sonno. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.